Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Di scena Gorgonzola, Giana Erminio e Calcio Lecco, terza giornata di campionato Serie C, Girone A 2021-22. Il Lecco vuole dare continuità alla bella vittoria con il Legnago. La Giana Erminio a quota 4 punti vuole continuare la sua salita in classifica. È una partita molto importante quella che va in scena in anticipo di sabato sera agli ordini del direttore di gara Giuseppe Mucera di Palermo. Si comincia. Passano pochi minuti, il Lecco gioca bene e mette in difficoltà la retroguardia della Giana. Iocolano, lo strappo per vie centrali, apre bene Mastroianni di petto, Tordini la stoppa, poi apre splendidamente sulla destra per Giudici con l'esterno destro. Il numero 7 bluceleste la mette dentro e Tordini va a imbucare sul primo palo Zanellati per il vantaggio del Lecco. Sono passati soltanto 9 minuti scarsi, rivediamo e apprezziamo la bellissima apertura con l'esterno destro di Tordini, che poi va con grande senso del gol per l'imbucata centrale, realizza la sua terza rete stagionale. Veramente scatenato Tordini, classe 2002, in questo inizio di campionato del Lecco. Ci prova la Giana con Cazzola dalla destra, la conclusione più un cross naturalmente che un tiro sbagliato, ma nessuno arriva, compreso Perna, puntuale all'appuntamento in scivolata. Bene per il Lecco che ci prova, Tordini, la percussione centrale, 29esimo, il tiro con il destro, palo pieno. A Zanellati battuto, si salva la retroguardia della Giana Erminio su questa bella conclusione dello scatenato numero 32 bluceleste. La rivediamo, la fase finale della sua conclusione con la palla che si stampa sul palo. 46esimo, Bonalumi a stendere Mastroianni, è il primo giallo per lui, estratto dal signor Giuseppe Mucera di Palermo. Rivediamo il fallo da dietro, l'anticipo, va a toccare la gamba di Mastroianni Bonalumi. 50esimo. Tordini apre per Iocolano, si accentra il numero 17 bluceleste che poi sceglie di fintare sul palo lontano e stringe la conclusione con il destro sul primo palo, ma non riesce a trovare la porta di Zanellati. Allora 57esimo. Magri cerca un cross con il mancino, ma molto sopra la traversa di Pissardo, fin qui inoperoso. 63esimo, lancio lungo, la fase migliore della Giana che ci prova. L'apertura dentro per Corti col sinistro. Non può impensierire però Pissardo, era stato bravo Perna ad avviare l'azione dei padroni di casa al 63esimo. Lecco non riesce a chiudere, ci prova però Iocolano. Mastroianni dentro per Zambataro, buona la sua percussione sulla sinistra, poi calcia quando ormai si trova tu per tu con Zanellati. Tordini e Iocolano che con Mastroianni si sono trovati a meraviglia durante la partita. Ci prova ancora con Tremolada, l'ex dello John entrato dalla panchina, percussione centrale, poi lo scarico per Cazzola, il tiro potente ma centrale. Pissardo non ha assolutamente problemi a bloccarla. 76esimo, 88 minuti. Qui Bonalumi, gomitata su Mastroianni nel saltare in anticipo da dietro. L'arbitro non ha dubbi, estrae il secondo giallo per il giocatore della Giana Erminio, il numero 15 che vede concludersi la sua partita anticipatamente con l'espulsione. Fallo non cattivo, ma sicuramente va a colpire Mastroianni. Nella finale la Giana reclama un calcio d'angolo, ma siamo già abbondantemente nel recupero dei 5 minuti concessi dal direttore di gara. Dunque finisce qui, Lecco sbanca il campo di Gorgonzola, 1-0 la rete di Tordini, terza stagionale per 3 punti che valgono la seconda vittoria consecutiva. È un rilancio pieno in classifica.